Io intanto mi presento, sono Chiara Vincenzi, rappresentante degli studenti del corso di laurea triennale di progettazione e gestione del turismo culturale insieme a Sabrina Peluso, con la quale abbiamo deciso di organizzare questo evento, soprattutto grazie all'aiuto e al sostegno di una persona a quale nome è Alberto Butte, che è il nostro referente di area scienze umane all'interno di un'associazione il quale acronimo è UDU, Unione degli Universitari. È un'associazione di rappresentanza studentesca che mira al miglioramento e alla tutela dei diritti dei per farvi un esempio. In ambito siamo sempre stati molto attivi anche in ambito culturale, soprattutto in ambito culturale. Per esempio la nostra iniziativa Notte Bianca di Milano e Across. Dato che ultimamente non riusciamo a portare eventi culturali nelle piazze di Padova e nei parchi di Padova, abbiamo deciso di comunque sul divano di casa vostra e cercare di comunque essere comunque attivi e di compagnia. Oggi questa conferenza in realtà è più una vista di conferenza, si svolgerà più o meno in questo senso. Io andrò a fare le abbastanza generali alla capo dell'evento e dopo a caso della questione principale ha dovuto fare tutti i video dato che comunque è molto importante l'attività degli studenti, rimarrà aperta la chat, nella quale sarà controllata da studente da Sarina e le interviste proietteranno più e rilevanti verranno dal professore. Quindi se ti domanda, in chat, poi Sarina leggerà e io do al professore. Vi presento l'ospite, che è Stefano Marco, docente di economia del turismo nel corso di laurea di gestione del turismo culturale, e in materia solamente per non sbagliare, Buonasera, ciao a tutti ragazzi, grazie a Ludo, ad Alberto e a Sabrina per lei per aver organizzato questa iniziativa a cui mi fa molto piacere partecipare e vederci anche fuori lezione. Per iniziare questa intervista la prima domanda che mi sento C'è un problema? mia sul turismo sia nazionale e internazionale, soprattutto rispetto al piano strategico di sviluppo del turismo del 2017-2022. Ok, grazie. Provo a iniziare una riflessione, spero che la connessione tenga, perché in effetti siamo in molti, vedo anche molti non studenti in realtà, quindi bene, vuol dire che l'appeal dell'iniziativa c'è. Allora, ci troviamo di fronte a un fenomeno chiaramente senza precedenti e quindi per nessuno è facile in questo momento fare previsioni, valutazioni o quant'altro. Quello che emerge un po' da tutti i tavoli, io partecipo al coordinamento regioni e domani avremo un incontro appunto con le altre regioni e al pomeriggio con il sottosegretario al turismo Bonaccorsi. E in queste settimane ci siamo confrontati anche con le associazioni di categoria ed è chiara la percezione che la prossima stagione estiva è destinata a saltare completamente e quindi ci si sta già orientando per capire cosa succederà poi e come muoversi successivamente. Quello che è più rischioso, quello che tutti temono e quello che in qualche modo a tutti i livelli si sta cercando di evitare è che questa pandemia, quindi la diffusione del fenomeno del coronavirus in tutto il mondo, non si trasformi anche in una recessione globale che sfoci in una vera depressione. Abbiamo già vissuto tutti diciamo, gli esiti di una crisi che in confronto a questa sembra ben più leggera, che è quella della crack Lehman Brothers nel 2008-2009, che si è poi propagata fino al 2012-2013 in Europa. È chiaro che se la recessione dovesse essere globale come sembra, ma se si evolvesse
in depressione, non avremo un termine di paragone almeno dal dopoguerra in poi. Questo è uno dei motivi per cui chiaramente c'è una mobilitazione importante a livello nazionale e europeo per sostenere innanzitutto i due elementi portanti della filiera produttiva, e cioè le imprese e i lavoratori. È chiaro che peraltro in questo momento siamo ancora nel pieno della situazione, della crisi sanitaria, il tema della salute delle persone, il tema anche dell'incidenza di mortalità, soprattutto nel nostro paese, e quindi queste sono ancora le priorità. Però è evidente che l'altro aspetto, quello della crisi economica mondiale, è quello che tutti poi successivamente vorrebbero cercare di scongiurare. Quello che è evidente è che appunto l'impatto che questo avrà sul turismo a livello internazionale e nazionale sarà molto forte. Voi avete visto, insomma, in tutte le occasioni in cui abbiamo mostrato l'impatto di crisi geolocalizzate, che fossero di natura, diciamo, economica, di crisi geopolitica o di epidemie. È stato il caso in precedente appunto dell'epidemia della SARS, o è stato il caso degli attentati delle Torri Gemelli, o più recentemente degli attentati dell'ISIS, è stato il caso del tsunami in Pacifico, in Giappone. Tutte queste crisi erano localizzate, quindi consentivano, come dire, al turismo di, diciamo, di mantenere le posizioni, e certo la cosa si riverberava su quelle destinazioni. Una crisi invece globale non è chiaro ancora che effetti possa avere. Gli effetti potranno anche dipendere da come i paesi stanno reagendo al fenomeno e quindi come stanno arginando la diffusione del virus e come questo poi impatterà sui tempi di uscita dalla crisi sanitaria da parte di questi paesi. Lei accennava nella domanda all'incidenza sulla progettazione strategica. Da un lato verrebbe da dire, è chiaro che tutto va risettato, perché in qualche modo lo scenario è completamente nuovo. Dall'altro mi sembra nei comportamenti di ciascuno di noi questo fenomeno, anche una volta che fosse conclusa l'emergenza. E chiaramente tutto questo va suffragato da analisi, da dati, da ricerche, però è abbastanza plausibile pensare che nel breve e medio periodo potrebbero accentuarsi le tendenze che si stavano manifestando già prima della crisi coronavirus, cioè quelle tendenze che cercavano di affrontare anche il tema dei cambiamenti climatici, dei grandi cambiamenti che impongono probabilmente anche un orientamento diverso, un cambio di paradigma nel nostro modello di sviluppo sociale ed economico. E quindi quei cambiamenti, ad esempio, ci avvertivano già sulla necessità di un orientamento a uno sviluppo turistico più sostenibile, in genere uno sviluppo economico più sostenibile, e anche a una fruizione turistica più responsabile. Quindi è abbastanza plausibile poter pensare che nell'immediato perlomeno i comportamenti intanto saranno orientati alla ricerca di proposte turistiche all'aria aperta, di orientamenti a destinazioni sostenibili, di attività outdoor e in qualche modo comunque di una fruizione turistica più attenta alla sostenibilità. Questo, ripeto, è un paradigma che in qualche modo era già messo in discussione prima di questa crisi e probabilmente questo fenomeno, quello dell'epidemia, potrebbe fare da acceleratore. Non c'è una constatata o acclarata correlazione tra cambiamenti climatici e fenomeni di questo tipo, però invece
lo dimostrano anche le indagini del CNR, c'è una correlazione nelle conseguenze di sviluppo e di reazione a questo tipo di crisi e di quindi anche evoluzione del modello di comportamento delle persone. Quindi, venendo al tema dei piani, sia il piano nazionale che quello regionale del Veneto erano già fortemente orientati alla necessità di cambiare modello di sviluppo, cioè la consapevolezza di non poter continuare a crescere in alcune destinazioni, diciamo come le grandi città d'arte o le grandi destinazioni balneari, fortemente congestionate, con modello di sviluppo non più compatibile dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale, era già un orientamento emerso dal piano nazionale che proponeva ad esempio un'attenzione al turismo lento, al tema dei borghi, dei cammini, eccetera. Qualcuno oggi potrebbe contrapporre, beh, ma il fenomeno dell'epidemia ha completamente azzerato il tema dell'overtourism, ma sarebbe un grosso errore, come dire, ripartire esattamente come prima e con le stesse formule e con gli stessi modelli di sviluppo. Significherebbe non aver raccolto la lezione che le grandi crisi portano sempre con sé, cioè la necessità di guardare al mondo con occhi nuovi. Certo c'è un primum vivere, il primum vivere è quello delle imprese che consentono poi alle persone di lavorare, alle persone di sostenersi, alle persone di avere un reddito. E quindi tra queste due situazioni bisognerà trovare un equilibrio, insomma, ecco, un modello di sviluppo intermedio. Io mi permetto un attimo, se mi consente, di condividere alcune riflessioni di cui ho appunto reso partecipe qualche giorno fa il sistema delle destinazioni del Veneto, partendo da questa immagine che spero cominciate a vedere, che è quella di una Venezia che tutti noi siamo abituati a conoscere, quella anche dell'overtourism, quella delle navi da crociera, quelle di un modo di fruire del turismo, come dire, che fagocita anche lo stesso ambiente che lo ospita. E sulla destra vediamo un'immagine di Venezia che probabilmente non abbiamo mai visto prima così, con il Canal Grande tornato pulito e con, diciamo, è chiaro che sul versante delle imprese, diciamo, non è nemmeno il secondo modello auspicabile, perché significa, come dire, non avere la possibilità di una proposta turistica. Questi sono i dati che avevamo fino all'altro giorno, nel 2019, ma appunto la sfida che abbiamo in questo momento da fronteggiare è quella di evitare che questa difficoltà di questo momento sfoci in una depressione prolungata. Queste che vedete sono le previsioni che fa l'Organizzazione Mondiale del Turismo. Allora, già abbiamo conosciuto, dicevo, alcuni momenti di flessione in occorrenza di alcuni fenomeni, la SARS, la crisi economica del 2009, che è stata l'unica vera recessione anche per il turismo in termini di flessione forte dei numeri. E poi le previsioni che davano una crescita incontrastata, a volte anche incontrollata. Questa è la previsione per l'immediato futuro. L'ipotesi è che si torni a situazioni ante 2012-2014, ma appunto io credo che questo momento sia anche il momento per provare a riprogettare il nostro futuro. Già conoscevamo quali erano per il nostro sistema paese le difficoltà nel sviluppare un'offerta turistica sostenibile in termini di adeguatezza all'utilizzo delle tecnologie. In queste settimane abbiamo avuto tutti un'accelerazione nell'uso più professionalizzante delle tecnologie, ma pensiamo anche, questo poi forse sarà oggetto di una seconda riflessione, al tema della valorizzazione delle risorse umane, penso soprattutto a quelle
dei giovani che escono dalle nostre università. Ecco, c'erano degli elementi già di gap da colmare, ma appunto la domanda è, o potrebbe essere, come potrebbe cambiare il turismo del dopo coronavirus, e quindi quello che dicevo, un turismo forse più sostenibile nella proposta e più responsabile nella fruizione, più attento alla salute personale. Abbiamo visto l'attenzione e anche la diversità dei diversi sistemi sanitari, come hanno consentito una diversa reazione alla crisi. Sicuramente un'attenzione appunto alla sicurezza, probabilmente nell'immediato futuro una riscoperta del turismo di prossimità e anche forse un'interruzione di quella logica dello short break molto frequente che invece aveva caratterizzato i decenni immediatamente precedenti. Il tema appunto della salute, del benessere, dello stare all'aria aperta, il tema del turismo lento, il tema delle destinazioni patrimonio dell'umanità che già erano nell'attenzione di molti. Ecco, questo è in qualche modo, secondo me, una prima riflessione per rispondere alla sua domanda. Poi riorganizzare e utilizzare questo periodo per organizzare il futuro, per pensare il futuro, significa anche colmare un cronico deficit di capacità organizzativa e gestionale tipico delle nostre destinazioni italiane e in Veneto in particolare, perché le rendite di posizione che abbiamo conosciuto fino all'altro giorno hanno fortemente ritardato la nostra capacità di saper fare squadra, di organizzarci, di proporci come destinazioni unitariamente, di avere quelle attenzioni a un modello di sviluppo sostenibile che finora non abbiamo coltivato. Ecco, io mi fermerei qui per questa prima riflessione. Noi come secondo macro argomento, come stavo accennando prima, e c'è un problema di connessione. Vorremmo chiederle che futuro hanno i nostri laureandi che si laureano a breve in questo ambito, e se il futuro di questi laureandi sia realmente cambiato, cioè se nel futuro di questi laureandi la pandemia ha fatto un cambiamento, oppure se prima comunque qualche problema c'era. Ecco. Allora, dividerei anche qui la risposta in due aspetti. C'è un primo aspetto connesso chiaramente a quello che sarà lo scenario economico. Evidentemente una crisi economica globale ha ripercussioni su tutti i livelli occupazionali, o rischia di averli, meno magari in sistemi come il nostro, europeo, intendo, più tutelati, ma sto vedendo negli Stati Uniti, come dire, immediati e repentini licenziamenti che non hanno nessuna protezione, nessuna tutela. In realtà i licenziamenti avevamo cominciato a vederli anche qui da noi, o le mancate assunzioni, penso a tutto il personale stagionale che appunto rischia di non avere un tipo di occupazione sicuramente. Da un lato però siamo in un sistema di welfare ancora non del tutto devastato, e quindi fortunatamente delle forme, delle reti di protezione per chi è nel mondo del lavoro o per chi in qualche modo non è in grado di esercitarlo in questo momento. E quindi il primo tema è questo, cioè la tenuta della nostra economia europea e dell'economia italiana, del sistema delle imprese, perché chiaramente senza imprese non c'è poi neanche la possibilità di occupazione e di conseguenza di reddito. E questo è il tema di scenario, e su questo whatever it takes di Draghi torna di attualità, perché va fatto qualsiasi tentativo per evitare questo. Anche se per contro c'è un altro aspetto che si affaccia, perché è chiaro che il sostegno di oggi
ha un costo, non è gratuito, e il costo è dato dal livello di indebitamento aggiuntivo che l'Italia maturerà e che si appunto va a sommare alla grande percentuale di debito e di incidenza del debito sul PIL che già il nostro paese ha. E quindi questo pone poi un tema di riforme strutturali che probabilmente risulteranno non più eludibili. E qui bisognerà capire se il nostro paese avrà la capacità di evitare un conflitto generazionale strisciante, cioè l'Italia è già un paese che sta facendo pagare, come dire, un alto dazio d'ingresso nel mondo del lavoro e in genere nella società alle nuove generazioni, perché è fortemente impegnata, avendo una popolazione anziana, una piramide rovesciata dove la base più larga è quella della popolazione anziana, è già molto impegnata a tutelare quella fascia, a volte dimenticandosi però delle generazioni future. Lungi da me evidentemente innestare ogni contrapposizione tra generazioni, ma quello che dobbiamo fare è assolutamente uno sforzo per contemperare la tutela, come dire, delle generazioni che hanno preceduto con invece le opportunità che vanno garantite alla vostra generazione. E questo va fatto a scapito o comunque assumendo qualche riforma strutturale e qualche sacrificio in più a carico di generazioni come la mia, insomma, ecco. Questo secondo me è un tema, il tema delle pensioni ad esempio probabilmente tornerà in qualche modo di attualità. Ma c'è un altro elemento che ha sempre caratterizzato il mercato del lavoro italiano, anche in ambito turistico, che è quello appunto di una forte difesa, a volte corporativa, di chi è già dentro il mondo del lavoro, di chi già esercita alcune professioni e quindi un rallentamento nell'ingresso nel mondo del lavoro della vostra generazione, delle nuove generazioni, di chi esce dall'università. Ci sono situazioni che in qualche modo sono bloccate da anni in termini di, penso alle concorsi o agli esami di abilitazione per guide turistiche, per le professioni turistiche, in questa volta stucchevole triangolazione dove l'Europa ci invita ad aprire, dove le corporazioni un po' difendono, dove lo Stato e le regioni non trovano una soluzione condivisa e alla fine chi ci rimette appunto chi potrebbe esercitare una professione. Ricordo che qualche anno fa c'era stato, lo ricorderà Simonetta Pirredda, che è la tutor del nostro master, che è in collegamento, il master diciamo in design dell'offerta turistica, emanazione anch'esso del Dipartimento di Beni Culturali, quindi quasi un naturale prolungamento di PGT. E qualche anno fa i laureati di PGT, una volta laureati, avrebbero potuto essere abilitati nelle professioni turistiche con il semplice abilitazione linguistica. Poi tutto questo è stato rivisto, è stato bloccato. Oggi diciamo, lauree come PGT o come beni culturali consentono l'accesso diciamo, al percorso per l'abilitazione, una volta che si deciderà come farla questa abilitazione e una volta che, ad esempio, si dirà che le regioni possono fare dei concorsi, anziché magari i soliti esamoni che si aggiungono agli esami che uno ha già superato all'università. Ecco, da questo punto di vista forse l'università deve assumere delle responsabilità per una maggiore selettività nella dinamica, come dire, di approdo al titolo di studio, ma nello stesso tempo il Paese dovrebbe poter dire, una volta che sono laureati, almeno con la magistrale, se non anche con la triennale, si possa immetterli nella professione o nelle professioni. C'è un altro tema che riguarda sempre, secondo me, l'apertura alle nuove leve.
e lo vediamo appunto sempre con, non solo con il corso di laurea, ma anche con il master. Ed è che molto spesso, fino ad oggi, nel sistema delle imprese e nel sistema delle destinazioni italiane e venete in particolare, è mancata la consapevolezza, proprio a causa delle rendite di posizione, della necessità di fare innovazione. Innovazione di processo, appunto, sapersi organizzare, e innovazione di prodotto, cioè saper rinnovare e differenziare l'offerta di destinazioni e di prodotti a volte maturi. Perché, guardate, noi negli ultimi anni abbiamo beneficiato di problemi altrui. Dicevo prima il tema sicurezza e attentati, e quel fabbisogno di sicurezza e di attentati e del rischio attentati si era riverberato in opportunità per le nostre destinazioni, perché il pubblico di lingua tedesca, ma anche il nostro mercato interno, guardavano le nostre spiagge, le nostre terme, le nostre città d'arte come un'alternativa, tra virgolette, più sicura rispetto alle grandi capitali europee o alle grandi città che erano state oggetto di attentati. E quindi noi abbiamo beneficiato di questo, come abbiamo beneficiato, è brutto a dirsi, ma della crisi del bacino mediterraneo, delle tensioni o delle guerre, pensiamo a tutto il tema della Siria, pensiamo alle ondate migratorie, eccetera. Tutto questo si era tradotto in flussi turistici di rendita di posizione per le nostre spiagge, per le nostre destinazioni, e aveva assolutamente ritardato in noi la consapevolezza della necessità di rinnovarci. Non abbiamo ancora fatto in tempo a vedere il confronto, perché è scoppiata questa crisi, ma già le ultime 2 stagioni estive in particolar modo, e soprattutto nell'ambito balneare, avevano evidenziato come la ripartenza della Turchia, della Grecia e in parte dell'Egitto cominciavano a mettere in difficoltà le nostre destinazioni. E però non è mai maturata del tutto questa consapevolezza. Così come non è mai maturata del tutto la consapevolezza di governare il cambiamento rispetto all'impatto che la sharing economy prima, le OLTA e il social commerce stavano avendo. Solo all'inizio di questa crisi, ad esempio, si è visto che la dipendenza quasi totale delle nostre imprese dalle OLTA rischiava di metterci in ginocchio. Tenete conto che noi abbiamo destinazioni balneari che erano appese prima di questa crisi per il 56% alle OLTA, in particolar modo a Booking. Cosa significava questo? Significava che tutto il fatturato era orientato da sistemi come quelli delle grandi portali di prenotazione, e questo fa sì che nel medio-lungo termine si perda il controllo su imprese e su destinazioni, cosa che invece non stavano facendo altri, cosa che non stavano facendo la Francia, non sta facendo la Gran Bretagna, non stava facendo la Germania, l'Austria, la Slovenia. Perché? Perché loro si erano organizzati sul digitale. La Francia con un proprio marketplace, Open System Alliance Réseau, la Gran Bretagna con NewMind, l'Austria, la Germania, la Slovenia con Desla e Ferratel. E allora lì non è che mancassero Booking o Airbnb, è che non organizzano loro l'offerta, ma la distribuiscono. Mentre da noi, in assenza di organizzazione anche sul digitale, l'organizzazione veniva fatta dalle OLTA, e questo crea una dipendenza totale, soprattutto per destinazioni non fungibili. E allora torno sul tema. Significa che imprese e destinazioni devono capire che hanno bisogno di nuove competenze, hanno bisogno di affiancamento per fare innovazione di processo e di prodotto. Altrimenti non ci sarà mai un vero e proprio cambio di paradigma. Allora, leggo alcune domande in diretta. Certo che per le aziende quello che sta accadendo si traduce in un rischio enorme, e
lo sottolineavo all'inizio, primum vivere, quindi il tema fondamentale in questo momento è il sostegno alle imprese, assolutamente, è il sostegno al sistema del lavoro, e perché altrimenti crolla tutto. Ma un attimo dopo, ecco, quello che io vorrei è che non ripartissimo come se nulla fosse. Ripeto, dovevamo già rimettere in discussione il nostro modello di sviluppo, il nostro modo di fare turismo, un po' perché ce lo stava imponendo il mercato, un po' perché le altre destinazioni andavano in quella direzione. Ho fatto vedere solo velocemente, come dire, il tema della competitività, e però vi assicuro che era molto mascherata la nostra situazione da flussi diciamo, di rendita di posizione, però noi ci salvavamo solo qui, nelle risorse naturali e culturali, e nemmeno essendo al primo posto in questo, ma quando andiamo a vedere il tema della riuscire a rendere uno sviluppo agile per le imprese, il tema della sicurezza e della sanità, il tema della valorizzazione delle risorse umane, il tema delle ICT, andatevi a vedere la classifica appunto del World Economic Forum su questi assi. L'Italia è non come nella media all'8º posto, ma in alcuni casi oltre al 100° posto. Il tema delle infrastrutture, ci salviamo su quelle ricettive in parte, in alcune porzioni del paese, e sui servizi turistici, non sulle infrastrutture aeroportuali, di terra o ferroviarie. E il tema dell'attenzione alle politiche del settore e del fenomeno turistico è fatto recente con il piano strategico del turismo e comunque continuamente messo in discussione dall'alternarsi dei governi e delle leadership in ambito turistico. E rimaneva già molto evidente un problema di competitività sul versante dei prezzi e un tema altrettanto rilevante sulla questione della sostenibilità ambientale. Quindi, torno a dire, c'è stata un'accelerazione che questo coronavirus e le conseguenze che ne deriveranno hanno imposto, ma una riflessione doveva aprirsi già da prima in ambito turistico, e questa riflessione non può non includere l'innovazione, e nell'innovazione non può non includere nuovo pensiero e nuove forze lavoro. Ecco, questo è un po' il ragionamento che ho cercato di sviluppare. Allora, professore, Erika Borella le chiede, in merito all'argomento delle OLTA, che stanno gravemente danneggiando il nostro settore di prenotazione e gestione delle destinazioni turistiche, non sarebbe quindi opportuno fermarci di più in merito e creare quindi delle opzioni competitive in questo mercato? Allora, il tema delle OLTA ha due aspetti. Uno di una necessaria regolamentazione non a livello nazionale ma a livello europeo, per diversi motivi evidentemente. Il primo motivo è quello che in alcuni casi diciamo appunto diventano elemento dominante sul mercato, e quindi un elemento di evitare la dipendenza. E l'altro elemento è quello dell'illusione fiscale. Ricordiamoci che Expedia ha sede in Svizzera, che Booking Europa ha sede ad Amsterdam, e qui c'è una responsabilità dell'Unione Europea di non riuscire ad armonizzare i sistemi fiscali, consentendo di fatto all'interno del sistema comunitario una sorta di paradisi fiscali che portano a una concorrenza sleale. Ma l'elusione, ad esempio, fiscale è un tema molto forte, perché ci sono fatture che arrivano esenti IVA e quindi con una situazione anche di concorrenza sleale. La concorrenza sleale fino a poco tempo fa si manifestava anche nel fatto che i portali di prenotazione non gestivano in nessun modo un vero e proprio controllo sul fatto che la struttura ricettiva fosse diciamo ufficiale o meno. Questo problema è stato in parte
affrontato dalle regioni. Ancora una volta però l'Italia non ha saputo far sistema e ogni regione ha assunto una regolamentazione propria, l'ha fatto anche il Veneto attraverso l'adozione di un codice identificativo unico che obbliga e impone ai portali di prenotazione di inserire questo codice identificativo che certifica che quell'impresa esiste, cioè quella struttura ricettiva è una struttura ricettiva ufficiale e non è una struttura ricettiva abusiva. Questo tema, insieme a quello della tassazione, va affrontato a livello anche europeo. Però, senza attendere sempre le norme che vengono invocate come una panacea, ma non risolvono mai gli aspetti organizzativi e gestionali, bisogna invece procedere con una riorganizzazione dell'offerta anche sul digitale. Lo ricordo sempre, l'ho detto anche l'altro giorno ai rappresentanti di Federalberghi, Confturismo, di Confindustria e anche di Assoturismo Confesercenti, che mi dicono ci vuole la norma. La norma è importante, però anche quando si è intervenuti, ad esempio, per l'abolizione della clausola del parity rate, no? Ricordate la clausola del parity rate imposta da Booking, cioè tu non potevi, come dire, sul tuo sito della struttura ricettiva o su altri portali offrire un prezzo più vantaggioso a quello di Booking. Questa clausola è stata abolita per legge perché è considerata appunto una forma di clausola vessatoria. E però questo ha semplicemente ritardato negli albergatori la consapevolezza della necessità di organizzarsi. Sono stati convinti che sarebbero stati protetti da un aspetto normativo. Invece gli altri paesi hanno operato in modo diverso, si sono organizzati anche sul digitale e quindi i sistemi di prenotazione, io non sto demonizzando Booking, non sto demonizzando nessuna grande impresa che fa ovviamente il proprio lavoro. Sto dicendo non dobbiamo subire il cambiamento, non dobbiamo dipendere da loro, dobbiamo usarli consapevolmente come dei canali di distribuzione. Per far questo ci vogliono due cose. La prima cosa è conoscere per programmare. Molte nostre aziende non hanno contezza di qual è il RevPAR medio, il carro medio per camera del proprio sistema di destinazione. Ragionano al massimo sul RevPAR della propria azienda, perché non hanno forme di business intelligence a livello di destinazione. Ecco che invece bisogna intervenire adottando sistemi, penso a Hospitality Benchmark, penso a altri sistemi che consentano di monitorare questo tipo di programmazione a livello di imprese e di destinazioni. Primo punto. Secondo punto, organizzarsi anche sul digitale. Ci sono vari modi per organizzarsi sul digitale. La Spagna non ha grossi problemi perché si siedono al tavolo le 5 majors e trattano con Booking e quindi, diciamo, in un rapporto di forza. Ok? Oppure si fa come hanno fatto gli albergatori del Sud Tirol, che hanno scritto all'amministratore delegato di Booking Europa e gli ha detto: sai cosa c'è? Che se tu non tratti con noi usciamo tutti, ma compatti con lettere già sottoscritte e presentate a Booking. Oppure c'è il modello, ripeto, francese, britannico, austriaco, tedesco, sloveno, dove le destinazioni si organizzano, hanno un loro marketplace e quindi Booking non si rapporta singolarmente con la singola impresa, ma si rapporta con un sistema organizzato. E quindi non è Davide e Golia come è accaduto all'inizio di questa crisi, quando alle prime difficoltà Booking cancellava le prenotazioni senza nemmeno interpellare l'operatore e si rivaleva in termini di rimborsi o di penali sull'impresa stessa senza che questa potesse in qualche modo reagire, perché era in una posizione assolutamente, diciamo, di non parità di modalità contrattuali e di rapporto. Bene, passiamo alla prossima. Alessio Alferro le chiede: ho sentito parlare del nuovo piano Marshall per una ripartenza più veloce. Quanto può essere attuabile in questo momento storico, vista la crisi economica generale che ha colpito e colpirà? Secondo me è una proposta impossibile da attuare.
Ma alcune etichette rischiano di essere slogan se non si passa poi a un elemento di concretezza. Io credo che l'Europa, al di là di alcune contraddizioni che bisognerebbe cercare di superare, stia pian piano capendo che nessuno si salva da solo, come diciamo sempre anche noi, rispetto al fenomeno turistico. Non si salva il singolo albergo rispetto alla destinazione, non si salva il singolo Stato rispetto a una crisi europea o globale. E quindi è evidente che, al di là di una discussione che in questo momento c'è sugli strumenti, la consapevolezza di una necessità di intervento forte sta maturando in tutti i governi e in tutti i paesi. Cosa significherà piano Marshall poi bisognerà capirlo, perché c'è un intervento che riguarda l'Europa nel suo complesso. Devo dire che per la prima volta, ad esempio, l'Europa ha aperto una misura per la cassa integrazione a livello europeo, cosa che non era mai avvenuta prima d'oggi, ma l'altro aspetto è poi se l'Europa saprà intervenire a sostegno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi. È evidente che l'Italia, un po' come la Spagna, sta pagando un prezzo altissimo a questo diciamo, fenomeno, a questa pandemia, prima di tutto in termini, come sappiamo bene purtroppo ogni giorno dai bollettini, in termini di persone, di morti e di insomma uno strascico che tocca ogni città e ogni comunità. E di conseguenza quindi avvertirà in modo più forte probabilmente la crisi. E in ambito turistico questo sarà probabilmente ancora più vero, perché comunque il tema della sicurezza sarà quello dietro il quale si trincereranno un po' tutti all'inizio, insomma, ecco. Quindi va bene il sostegno complessivo in Europa, ma poi questo sostegno si deve tradurre anche in attenzione verso i paesi più colpiti. Io penso che l'Europa saprà maturare questa decisione, superando un po', ecco, questo è un invito che faccio, lo dico anche da italo-tedesco, figlio di una berlinese e di un italiano. Sta riemergendo a volte un revanchismo, un appellarsi ai caratteri nazionali, eccetera, che non aiuta mai. L'Europa, quando ha fatto riemergere i nazionalismi, ha vissuto i periodi più bui. E quindi lasciamo perdere, come dire, contrapposizioni di questo tipo e cerchiamo soluzioni. Le soluzioni vanno cercate assieme. È chiaro che l'atteggiamento dell'Italia non può essere quello di socializziamo il debito. Deve essere invece quello di dire dateci una mano ad affrontare le conseguenze di questa crisi. D'altro canto, come dire, non è importante lo strumento, secondo me, che si chiami Corona Bond o si chiami MES senza però la Troika, chiaro, sottolineo 3 volte, non è importante, è importante che il sostegno ci sia. Perfetto, la prossima domanda è di Galaxy A10, quindi non posso saperne il nome. Chiede: è stato sottolineato ieri sera dal Ministero dell'Istruzione che probabilmente la scuola non riaprirà nelle prime settimane di settembre, proprio per dare spazio al turismo nel mese appunto di settembre in tutta Italia. Questo sarà possibile o, come diceva in precedenza, non si potrà contare su questa stagione 19-20? E io mi permetto di aggiungere un pezzettino a questa domanda chiedendole se ci sarà una tutela o qualcosa appunto che tutelerà i lavoratori appunto stagionali che non hanno lavorato in questa stagione. Allora, sentendo gli operatori, ieri appunto ho partecipato a una riunione, a un gruppo ristretto con i rappresentanti delle categorie regionali, con l'assessore regionale, e la sensazione è che la prossima stagione non ci sarà.
e anche perché forse, come dire, in alcuni casi sarebbe persino sbagliato a livello di imprese tentare la riapertura, che potrebbe essere anche fonte di maggiori perdite anziché di, come dire, di una attenuazione della difficoltà economica. E poi c'è da capire con molta attenzione lo sviluppo appunto della diffusione del virus, quanto effettivamente si fermerà e che misure di contrasto alla social distance sarà un imperativo che ci porteremo dietro anche per mesi e forse per anni, anche dopo questa emergenza. Quindi banalmente penso alle nostre spiagge con i lettini tutti vicini, probabilmente è un modello che dovremmo ripensare, ma anche coperti nei ristoranti e situazioni di questo tipo. Già le compagnie aeree stanno pensando di viaggiare con, diciamo, non piene, ma con i posti alternati. Quindi probabilmente pensare che ci sia uno scampolo di stagione tra settembre e inizio ottobre potrebbe anche essere, però questo è una dinamica da tenere a osservazione day by day, settimana per settimana. Io credo che dobbiamo pensare a organizzarci per ripartire per la prossima stagione. Vedo, se posso anticipare io, un'altra domanda che mi fa una titolare di un albergo, l'Hotel Eliseo. Mi permetto quindi di leggerla e di intervenire, perché è un tema che mi sta molto a cuore, che seguo da vicino, quello che citavo poc'anzi, il Destination Management System. Dico alla signora, gli strumenti sono strumenti, non sono la soluzione. Quindi il DMS regionale di Ferratel, piuttosto che Open System francese, che la scorsa estate si è trasformata in Open System Alliance Réseau, in Open System Experiences, quindi per gestire le esperienze, sono appunto strumenti, non sostituiscono la capacità organizzativa delle destinazioni. Possono supportarla, possono favorirla. Attorno al DMS si può costruire anche la governance della destinazione, perché non parliamo più di tavoli di concertazione, di cabina di regia e basta, ma parliamo di utilizzare uno strumento per costruire un'offerta e per quindi passare al lato pratico, per mettere insieme l'albergatore con il ristoratore, con la guida turistica, con la cantina per la degustazione e quant'altro. Organizzare l'offerta significa questo. Un DMS aiuta a organizzare l'offerta, presuppone e induce organizzazione. Se non c'è la consapevolezza da parte dei sistemi territoriali di volersi e potersi organizzare, non c'è sistema che tenga. Ogni tanto io mi chiedo perché, come dire, i nostri operatori si fanno organizzare da Booking, ma non accettano di lavorare per organizzarsi a livello di destinazione. Io credo che questa crisi farà maturare in loro anche questa consapevolezza, perché hanno visto, come dire, a volte anche la spietatezza di sistemi multinazionali che poi, quando è il momento, non guardano in faccia a nessuno e quindi forse prenderanno il coraggio e la, diciamo, consapevolezza della necessità di organizzarsi. C'è un'altra ragazza che è Noemi Favaro, non so, chiedo scusa se ho sbagliato. Accettare il MES è davvero rischioso per l'Italia? No, sul MES c'è stata molta retorica, c'è stata molta propaganda, vorrei dire. Il MES, così come concepito oggi, presuppone che un Stato decida di adottarlo. In questo contesto, peraltro, si sta parlando di un MES senza troica, ma il tema di affrontare riforme strutturali non dovrebbe dipendere da qualcuno di esterno a noi che ci viene a dire quale riforme dobbiamo affrontare.
dovremmo noi già avere la consapevolezza della necessità di affrontare alcune riforme strutturali che erano già all'ordine del giorno prima di questa crisi, che saranno necessarie giocoforza dopo questa crisi. Importante nel fare le riforme è il tema dell'equità, è il tema che non siano sempre alcuni a pagare, è il tema, come dire, effettivamente di redistribuire gli oneri e i rischi e non di farli pesare solo su alcuni. Questa è la grande sfida, però ricordiamoci, io sto parlando agli studenti che ogni giorno vengono in aula e io sento forte la responsabilità nei confronti di questa generazione a cui dobbiamo un'opportunità e una chance. E quindi qualche egoismo o qualche diciamo eccesso di tutela di cui le nostre generazioni hanno beneficiato forse va accantonate per dare una chance a loro, senza, ripeto, creare contrapposizione. Francesca Caldarola, vedo stanno per partire OGD Terme Colli, mi ricorda, giusto? Francesca Caldarola è la collega che ci affianca assieme a Marilena Nardi nel seguire il DMS, cioè lo strumento, la piattaforma, e mi ricorda giustamente che da qualche mese stiamo discutendo col consorzio Terme Colli Marketing, con l'OGD Terme Colli e con le associazioni di categoria proprio per organizzare l'offerta del DMS anche per quella destinazione. Quindi nei prossimi mesi, insieme al portale di destinazione rinnovato, ci sarà la possibilità per gli operatori di quel territorio di sfruttare anche le potenzialità del DMS. Bene, io non vedo ulteriori domande. Se qualcuno ha qualsiasi altra cosa da chiedere, scriva in chat se avete altro da chiedere. Non mi sembra. Ok. Enrico Caccin. Come si può tradurre il turismo culturale a seguito di questa crisi? Beh, grazie per questa domanda, perché tra l'altro molti, anche immagino dei partecipanti che frequentano progettazione e gestione del turismo culturale, si porranno un po' il tema anche di questo modello di sviluppo per il turismo culturale. Dicevo prima, in generale ci vuole un cambio di paradigma e anche la funzione delle nostre città d'arte e dei nostri beni culturali può probabilmente cambiare e tener conto di queste. E probabilmente bisogna anche dare spazio a declinazioni del turismo culturale, parlando con la regione di Bruxelles e proprio sulle destinazioni di Padova e del Terme Euganei su 3 filoni di innovazione del turismo culturale. E sono contento perché ho visto anche Luca Filippi prima collegato, e perché uno di questi filoni è il Feeling Tourism. Un altro filone che a me sta molto a cuore è quello dei luoghi letterari, del turismo letterario, e cioè i luoghi letterari dei Colgani, e quindi a parlo letterario Francesco Petrarca dei Colgani, ma penso anche agli aspetti molto evocativi che Adolfo di Padova, su questo versante, collegandoci ancora una volta a Petrarca, ma partendo dalla città e andando poi ai vicini a noi. E un terzo filone, anche questo mi sta molto a cuore, è quello del turismo musicale, che può declinare in modalità. È chiaro che questa azione ha creato una difficoltà più impattante per questo turismo, però ha un'offerta importante, sia la musica colta, con l'orchestra Padova, con gli amici della musica, con l'orchestra giovanile, eccetera, con il conservatorio Polini, con una un'offerta importante con jazz sia a Padova che alle Terme Euganei, ricordo jazz per ovviamente questa offerta va visitata alla luce di questa dinamica, ma quello che volevo sottolineare è che questi tre filoni, il film tourism, il turismo letterario e il turismo musicale, possono essere dei laboratori per l'innovazione di tutto anche relativamente all'offerta culturale delle nostre destinazioni. Vedo che a proposito di parlare con Francesco abbiamo tutelato e quindi diciamo anche su questi direttrici bisogna provare a lavorare. E poi c'è il tema delle visite animate, c'è il tema dei tour residenziali, c'è il tema ad esempio dei luoghi di Tartini. Quest'anno oltre a Beethoven è stato l'anniversario di Tartini, e è un tema che non dobbiamo dimenticarci quando questa diciamo, situazione sarà almeno parzialmente superata. Sì, sempre io chiede se ci sia stata l'evoluzione di modelli alternativi, esisteranno solo gli enti solidi. No, capito, se esisteranno solo? Gli enti solidi. Esisteranno solo gli enti solidi. Allora, il turismo
è fatto da un insieme di attori. Noi abbiamo di turismo, abbiamo di destinazione con ma nessuno si salva solo. E devo dire che quindi dobbiamo lavorare sulle destinazioni, sull'organizzazione delle destinazioni, su tenere insieme la filiera delle destinazioni. Non credo che ci siano soggetti che da soli possono affrontare questa situazione. Non so se la domanda si riferisce a una sorta rispetto a destinazioni che in questo momento hanno difficoltà più grandi, hanno dei costi fissi più grandi. Il tessuto di piccole e medie imprese potrebbe in qualche modo portare a gestire meglio alcune dinamiche della crisi per il tessuto che abbiamo, però ha una condizione appunto di non pensare di voler fare da soli. Sì, la prossima domanda è Laura Pinetti che chiede perché la regione non obbliga di utilizzare DMS? Alcune pubbliche amministrazioni locali riescono ad eseguire una porta che non integrano DMS di per la testa, come il Consiglio regionale ha approvato unanimità, senza distinzione di maggioranza e minoranza, che sta sempre per noi tecnici, in standard per gli uffici turistici, che rafforzano l'utilizzo del Destination Management System a cura degli enti locali che sono titolari di uffici turistici. E quindi credo che sia un passo in quella direzione. Ma anche la carta dell'accoglienza, che proprio questa mattina abbiamo chiuso con l'attività di un gruppo di lavoro fatto di imprenditori, fatto di esperti, fatto di tecnici, è la carta dell'accoglienza che sottoporremo all'esame della Giunta regionale per l'approvazione nelle prossime settimane. Anche quello contiene molti riferimenti e una motivation all'utilizzo dell'IMS. L'IMS è già essendo obbligatorio per gli uffici turistici, è un'opportunità per le destinazioni e vedo che sempre più destinazioni stanno raccogliendole. Vedo anche un commento di Luca Filippi che prima sollecitavo, proprio su Turim, e contiamo anche su lui per darci una mano. Vedo anche altro, quindi lascio la Chiara a selezionare. Sì, allora la prossima è di Silvia Ocina. Non sarebbe corretto pensare di sfruttare e puntare sul turismo domestico, conoscerlo come una risorsa anche se solitamente non considerata? Sì, senz'altro, ed è quello che succederà gioco forza nell'immediato futuro, nel futuro prossimo. Veneto è regioni con maggior tasso di internazionalizzazione, 2/3 dei 70 milioni di pernottamenti sono fatti da stranieri e una parte rilevante da, diciamo, flussi turistici di lingua tedesca. Però è evidente che in questo momento la prima sbocco in termini di mercato sarà il domestico, però anche qui non sarà semplice perché un po' tutte le regioni italiane faranno un ragionamento, quindi dovremo cercare anche qui di lavorare molto sulla qualità, sulla accoglienza, sull'innovazione e differenziazione delle offerte, sulla capacità delle nostre imprese e dei nostri professionisti del turismo per accogliere e portare per mano il turista stesso. Credo che questo accadrà qualcosa di simile a quello che ho visto accadere a bacino termodinamico quando negli anni 80 queste destinazioni dipendevano esclusivamente dal mercato di lingua tedesca e poi c'è stato un cambio epocale nella composizione dei flussi. Bisogna però gestire in modo intelligente questo cambio, cioè non semplicemente inserire un mercato perché è l'unico possibile, ma cercare di capire come adeguarsi al mercato e anche come sollecitare in modo intelligente questo mercato. Insomma, quindi non è un automatismo, non è una necessità, ma dobbiamo trasformare questa necessità in virtù. Insomma. Allora, adesso ti chiedo domande perché siamo qua per terminare il tempo, quindi attivarle una con l'altra. Loretta Marto chiede se immaginare un'offerta sempre maggiore di turismo virtuale grazie all'uso delle nuove tecnologie. Potrebbe essere questa prospettiva per il turismo culturale in risposta a questa crisi, che vorrei unire a una figura del virtuale. Secondo lei considerate le iniziative che sono state promosse in questo periodo di epidemia, quali ad esempio online, quali altre iniziative potrebbero essere messe in atto per acceso l'interesse verso la cultura e l'arte? Sì, sono anche elementi di continuità. Devo dire che questo periodo ha veramente accelerato l'attenzione alle visite virtuali per sollecitare in qualche modo anche l'attenzione verso, diciamo, che proponeva, un po' per riempire anche i voti e le nostre giornate messo e quindi ci ha permesso di sperimentare, di capire come sia possibile anche una posta virtuale dell'offerta virtuale. Certo, poi la formazione del patrimoniale deve sempre vedere allineato, dire qualità repressiva, come in qualche modo anche investigato, in particolar modo il Dipartimento Culturali con tutte le teologiche da tempo propone, abbinando chiaramente poi alla ripresa della visita ai luoghi propri. Ma credo che la crescita parallela dell'utilizzo delle tecnologie, della realtà immersiva, della realtà virtuale e della realtà aumentata sia un elemento comunque di valorizzazione della culturale anche quando sarà possibile tornare a fruire dei luoghi. In molti casi ci aiuta a comprendere meglio, a ricostruire, ad esempio, penso alla ricostruzione del Teatro Airo, che è stata fatta proprio dall'Università di Padova, il Dipartimento Beni Culturali, penso, come dire, alla missione più completa, come dire, di ricostruzioni che attraverso la virtuale di luoghi e penso però anche a proposte come quelle fatte in periodo dal Museo della Medicina, che già aveva una necessità, soprattutto nei confronti di nuove generazioni che hanno costantemente stimoli, di dare comunque una modalità di fruizione anche non tradizionale per diciamo, la creazione dei luoghi culturali. La stessa cosa ha fatto il Museo della Padova Ebraica, però poi io credo che bisogna tornare anche a narrare, bisogna tornare a mettere in campo
il racconto. Qui abbiamo collegate delle ottime, delle brave guide turistiche arrivati a vedere in persone solo i ciceroni, ma in realtà sono molto di più, sono dei veri e propri ambassador del territorio, che sono in grado di trasmetterci le passioni, le emozioni, le tradizioni. Quindi le due cose secondo me devono trovare un equilibrio. I tour online secondo me possono sollecitare la visita, preparare la visita, completarla, però non farei mai a meno la relazione umana, il rapporto umano, il racconto che viene fatto da persone anche come voi. Sì, Presidente, chiede, mi domando come si può fare programmazione, se comunque i dipendenti delle aziende fabbriche hanno già terminato le ferie estive, per quelle autunnali, e probabilmente vanno a lavorare proprio in quei mesi per preparare il lavoro verso ora. Quindi ci sarà per il turismo nei prossimi anni la previsione per ciò che riguarda gli italiani, sarà interno, per il nazionale, una conseguente resto o se tornerà prima? Non dai per così scontato che le persone stiano tutte utilizzando le ferie, perché appunto, ahimè, per la deroga, anche la pubblica amministrazione, ad esempio, molte attività aziendali hanno attivato smart working, lavoro agile, e quindi non c'è un utilizzo obbligatorio, almeno non così diffuso e massiccio, possono esserci episodi delle proprie ferie. Banalmente anche noi abbiamo l'obbligo di utilizzare le ferie dell'anno precedente, chi ha come me, ma chi non le ha è costantemente abitato al lavoro agile e allo smart working. Il tema vero, quello di cui mi preoccupo molto di più, e per avere attenzione al consumo ci vuole reddito. E la cosa che a me preoccupa di più, ripeto, è l'effetto occupazionale della crisi economica. Per questo continuo a insistere i due pilastri su cui porre attenzione in via prioritaria sono imprese da un lato, le imprese creano lavoro e il sostegno al lavoro. C'era una domanda sui lavoratori stagionali. Rassicuro che c'è da parte di tutte le regioni un emendamento proposto insieme anche alle organizzazioni sindacali, anche alle organizzazioni datoriali, di tentare di mangiare il massimo della tutela ai lavoratori stagionali. Non è semplice, a dipendenti che hanno avuto contratti nelle due stagioni precedenti. Vedremo anche domani, prima la sintesi che produrranno le regioni e poi l'interruzione con il governo, con il sottosegretario Marcossi nel pomeriggio di domani. Ci sono altre domande, purtroppo abbiamo terminato il tempo. Qualche minuto, se lo do ancora, personalmente sono disponibile, se non ci sono problemi a proseguire, se c'è qualche domanda che si vuole riscontrare ancora. Beh, io ne devo pensando ai 19 che si oltre questa come andranno in composto di calcolo in qualche andranno spesa in tempo denaro. Sì, grazie anche per questa domanda che mi dà l'opportunità di ricordare che c'è una richiesta che probabilmente verrà accolta, che è quella dei buoni vacanza e una parziale defiscalizzazione delle vacanze fatte dagli italiani in Italia. Questo consentirebbe, come dire, di portare a detrazione una parte delle spese sostenute per la vacanza nella prossima chiave di redditi per il capofamiglia e per i componenti nucleo familiare. E questo sarebbe un modo per comunque incentivare anche in presenza le contrazioni per la vacanza, la vacanza quasi un bene cedibile, ma in realtà quindi è evidente che in presenza di restrizioni economiche e di difficoltà di reddito verrà considerato un bene volontario, e per questo l'ipotesi di un sostegno appunto di questo tipo come quello di buona vacanza. Poi turismo culturale naturalistico rispetto a soggiorni in altre destinazioni, non so se siano più costosi, mi verrebbe da dire di no, perché normalmente noi, almeno osservando la spesa turistica in Veneto ha un'incidenza di flussi turistici del balneare che si aggira intorno al 45%, ma un'incidenza sulla spesa turistica del balneare del 30%. Città d'arte ha un'incidenza sui pernottamenti del 20-25%, un'incidenza sulla spesa del 30%. È vero che il turismo culturale è più buon mercato e a volte c'è più spesa che non vacanza o inclusiva al mare o comunque in destinazione leisure. Quindi eviterei anche la corsa al ribasso dei prezzi, perché sappiamo che la corsa al ribasso dei prezzi porta con sé a volte una spirale che si fa sui costi del personale, sui costi delle prestazioni e sulla qualità del servizio. Ma credo che dovremo fare altre formule e non sia appunto l'abbassamento indiscriminato dei prezzi. Insomma. Ultima domanda: per incentivare il turismo domestico non si potrebbe rendere il costo del termometro riducibile per il consumatore? Sì, lo dicevo fa, è esattamente quello che si sta per annunciare, ovvero l'opportunità di deducibilità appunto per le vacanze fatte in Italia. Vedo anche la richiesta di Andrea Regolin, quindi, che è collegato all'account, per Eliseo, i prezzi, cancellazioni, voucher, dumping. Allora, la mia riflessione è proprio su questo. Abbiamo assistito all'inizio della crisi a una cancellazione indiscriminata da parte dei portali di prenotazione senza dialogo con il sistema delle imprese. E su questo, ripeto, da un lato ci sono alcune iniziative di FIDA delle associazioni di categoria attraverso i legali nei confronti dei portali, dall'altro lato c'è la necessità di una regolamentazione
ma invece appunto c'è necessità, anche Berlin, di utilizzare strumenti come Hospitality Benchmark che consente di osservare la programmazione delle tariffe da parte delle strutture ricettive. È uno strumento sia di Hotel Benchmark come di altri strumenti come anche dei dati dell'osservatorio regionale che invito le imprese a utilizzare sempre più, perché se non c'è conoscenza del dato, non solo aziendale, ma di sistema di destinazione, c'è il rischio ogni volta di agire di pancia. Questo accadeva prima, veniva annunciato una weekend con brutto tempo, poi si affrettava ad abbattere il prezzo. Agire sulla leva del solo sulla leva del prezzo rischia di essere un'arma pericolosissima per qualsiasi impresa, ma a maggior parte non un'impresa turistica. E io ringrazio veramente tanto per la disponibilità, per essere messo in gioco con noi, perché è stata a noi la prima evento organizzata, ecco, vi ringrazio veramente tanto. Ringrazio anche tutti che hanno partecipato e comunque si sono fatti appassionare da questa conferenza e vi invito a partecipare ai nostri prossimi eventi. E venerdì alle 18 sarà un evento per il 4 CFU e adesso all'allenamento, quindi per chi sia interessato, e domani sera, adesso guarda il mio boss e non c'è una riunione settimanale della società, per cui avete bisogno che vi faccia domanda, potete portarci sulla pagina di Facebook, Instagram, e adesso io vi auguro una buonissima serata, una buona cena perché come sono 10 alle 8 e mille, grazie mille. Ringrazio anch'io, sia Ludu, Chiara, Alberto, Sabrina e a disposizione anche di tutti coloro che hanno voluto collegarsi e da mail e altri mezzi siamo volentieri a disposizione di tutti. Buona serata a tutti.